Amici bellini, andiamo a rivivere questa partita che è stata molto interessante. Arriva la sconfitta e ovviamente non fa piacere, e fa bene Garcia secondo me a sottolinearlo, ma abbiamo screenshot, abbiamo analisi, abbiamo le sue parole e le pagelle che faranno discutere, quindi cominciamo. Ne ho lette diverse di pagelle in giro per il web da opinionisti vari, di varia natura, e nessuno è d'accordo con nessuno, quindi vediamo se vi metto d'accordo io, ma sulle pagelle si è sempre in disaccordo. Benvenuto Galiem e benvenuti sul canale, io sono Valerio Fluido da New York e mi piace parlare del Napoli, mi piace condividere le mie idee con la community che è un'oasi azzurra, quindi voi lasciate il like che è vostra abitudine e che è gratuito, e noi ci avviamo a rivivere questa partita partendo dagli screenshot, che secondo me è interessante, perché se io solo potessi farvi vedere le immagini in movimento sarebbe tutta un'altra cosa, proprio il commento del gesto tecnico sarebbe ancora più bello da vedere, ma questo è quello che passa il convento. E quindi una delle cose di cui vi ho parlato spesso è l'esterno Kvara, è un'azione classica che permette Kvara a non incaponirsi nel dribbling quando c'è la sovrapposizione, e spesso Olivera la sta proponendo internamente, quindi Kvara che resta sulla linea. Se Olivera si propone al suo interno, come vedete qui, Kvara riesce con questo passaggio di esterno destro rasoterra a trovarlo praticamente sempre. Quindi tu, mentre stai là che sembra che stai facendo il doppio passo o stai rientrando sul destro per accentrarti, invece no, il pallone parte e quindi metti in difficoltà la difesa. Da questa azione arriverà il calcio d'angolo, perché poi Olivera entrerà in aria e verrà deviato il suo cross e arriverà il calcio d'angolo vincente. E su questo calcio d'angolo, visto che ho letto in giro è a portieri invertiti, il Napoli avrebbe vinto. Attenzione, Meret non fa la parata su quel missile di Valverde, è vero, però qua Kepa fa una pellecchia. dobbiamo sottolineare anche questo, perché Kepa esce a vuoto, e lo vediamo qui, in contrasto con Nathan che la prenderà praticamente di spalle, e il pallone finirà sulla traversa, rimbalzerà sulla traversa con Valverde che cerca di intervenire ma non ci arriva. Dopo il rimbalzo impetuosamente Ostigard, il gran stacco di testa, e quindi è 1-0 per il Napoli. Qua a Kepa, che dopo qualche parata la farà, alcune più facili di altre, alcuni tiri erano centrali, qua fa la pellecchia, quindi diamo le pellecchie a chi le fa, ovviamente. E a proposito di pellecchie, io lo nascondo quasi per proteggerlo, però il capitano sta qui e onestamente doveva fare una cosa sola, che è questa, e lo fa spesso, ed è uno di quei gesti tecnici che fa scattare l'applauso dagli spalti, perché il cambio di gioco arioso, quando tu alzi la testa e vedi che il tuo opposto è completamente libero, anche perché per una questione, questa deve essere pure studiata in allenamento, deve essere studiata in pre-partita, perché visto che il Real Madrid gioca con il rombo a centrocampo, non hanno esterni alti che ti vanno ad opprimere a seconda delle situazioni, sono i terzini che lo devono fare. Vedete come sale Camavinga, e in questo caso Olivera era libero, e Di Lorenzo non avrebbe mai dovuto cercare il passaggio qui per Lobotka, perché Bellingham era lì troppo vicino a Lobotka. Di conseguenza la pellicchia si fa. Però fatemi notare un'altra cosa, cioè che Bellingham fa paura, perché per intercettare questo pallone guardate come si allunga e non perde l'equilibrio, e mentre si allunga riesce anche a continuare la corsa e ad andarsene poi in fondo a tu per tu con Ostica e scaricare poi su Vinicius che segnerà. È un intercetto, è un errore di Di Lorenzo, siamo d'accordo, però non tutti avrebbero fatto questo intervento così pulito. Il campione poi si vede, perché Bellingham è uno di quelli che è assolutamente predestinato, non è che il predestinato dice un giovane che sta facendo benino diventerà fortissimo, no, è già fortissimo, i suoi numeri parlano chiaro, segna ad ogni partita, fa assist ad ogni partita, è il più giovane della cucciola. Lasciamo perdere, perché questi sono poi i giocatori belli da vedere anche da avversario, onestamente. Ed è qui che insomma Bellingham ci fa vedere tutto il suo potenziale, anche in
ovviamente in progressione, in dribbling, guardate da dove parte, era partito da leggermente più dietro rispetto a questo frame, e in questo momento io voglio dividere un pochino le responsabilità di Anguissa, che secondo me sono alte, anche con Lobotka, perché in questo preciso momento Lobotka era più vicino e avrebbe potuto continuare la corsa, mentre qua Lobotka si arrende un attimo troppo velocemente. Anguissa la continuerà la corsa, ma andiamo a vedere. Ecco, questa è una classica di Anguissa, arriva vicino vicino, alza le mani, non ho fatto fallo, non ci hai nemmeno provato, qua lo devi stendere, devi buttare a terra, ti fai ammonire, lo devi buttare a terra, non lo puoi mettere uno contro uno con Ostigard, perché si infila e ti fa, tant'è vero che ti fa. Qua o c'è eccessiva fiducia nei mezzi di Ostigard e dici questo Ostigard rompe la linea, si prende il pallone e abbiamo risolto, oppure non ti vuoi prendere la responsabilità. Lo fa spesso Anguissa e questo non va bene, questo è quello che lo rende non il top player assoluto, l'alternanza di prestazioni fantastiche, pazzesche, a prestazioni meno continue, e questa è una di quelle cose di Anguissa che dico mamma mia, avresti potuto spenderlo il fallo, ti prendi un giallo e poi devono segnare, ti sistemi e devono segnare in un altro modo. Qua Anguissa non mi convince. Ovviamente nel frame successivo vediamo anche che in questo momento che Bellingham se la allunga leggermente la palla, Ostigard cerca di intervenire ma con un movimento felinissimo Bellingham di sinistro la sposta all'ultimo momento, quindi non c'è nemmeno un contrasto, e anche ho pensato fosse anche un dribbling di forza come spesso li fa cavare, no? La palla gliela fa sparire da sotto, Ostigard non la tocca e poi per lui è facilissimo con il destro bucare Meret. Sempre nel primo tempo una delle occasioni migliori per Osimhen, di cui si parla ovviamente molto, è chiarissimo, era finché poi le polemiche vengono accompagnate da un Osimhen che entra e segna, nessuno va. Appena Osimhen fa una partita dove non ha segnato, però con le pink non segna, non è buono, poi 200 milioni non sei nessuno. È chiaro, no? Ce lo aspettavamo benissimo. Questo è però l'unico momento forse dove lui sovrasta effettivamente Rudiger. C'è la solita azione di Politano che molto bene se ne va sulla destra e crossa di destro, e il cross di destro, ragazzi, Politano bravo proprio, cioè Mancino che col destro comunque ti garantisce dei rifornimenti, e qua prende benissimo il tempo. Osimhen impatta di testa, purtroppo il pallone sarà un po' centrale, non è difficilissima la parata di Kepa, il colpo di testa era ravvicinato, però purtroppo Kepa la para bene qui Osimhen, male tutto il resto delle volte. Avrebbe potuto, come spesso ha fatto nel primo tempo, meno nel secondo, cercare una zona un po' più lontana da Rudiger, invece ha accettato la sfida e Rudiger probabilmente sul lungo la vince, ed è un peccato. Qua sottolineiamo Fratem Zielinski che ovviamente quasi come Bellingham nell'occasione del suo gol personale, in questo caso vedete che è attorniato da una serie di giocatori del Real Madrid, però vede il movimento, fa bene il movimento Osimhen e detta il passaggio, la profondità di Zielinski, e poi da qui scaturisce il calcio di rigore con un intervento scomposto di Nacho con tutte e due le mani che volano. Ovviamente Garcia sottolineerà poi in conferenza, perché si parlava anche del fatto che il gol loro viene da un calcio d'angolo che poteva non esserci per spinta su Oliveira. Qualcuno mi ha parlato di fallo su Lobotka, l'ho rivista la cosa, non mi sembra fallo su Lobotka, si può dare anche il ponte di Lobotka in realtà, però in aria non si dà il ponte. Quindi siamo nell'ordine delle cose, e Rudy Garcia dice se Ancelotti si lamenta di questo rigore noi ci lamentiamo di quello là, quindi più o meno siamo lì. E quindi parlando poi del missile di Valverde, non tutti avevano notato, ho cercato il frame adatto per farvelo notare. In questo momento Oliveira stringe un po' troppo secondo me la spalla, proprio per non avere le braccia troppo larghe. Oramai questo è un movimento che ci aspettiamo dai difensori, la deviazione arriva ma non è abbastanza per farla andare fuori dalla porta, anzi è una deviazione che probabilmente non aiuta Meret, leggerissima, e quindi il pallone, che è un missile, si parla di 109 km all'ora, non lo so, ma cambia poco, andrà dritto per dritto e Meret la sfiora anche con le mani, la palla finisce sulla traversa, gli rimbalza sulla testa, anche un po' di sfortuna, lì puoi farla la parata sicuramente, avremmo parlato di miracolo, cosa che ogni tanto Meret ha anche fatto, in questo caso non è stato possibile. Si può parlare anche un po' di sfortuna, sì, e si può parlare anche di una compensazione della buona sorte o della cattiva sorte rispetto alla fortuna che, dobbiamo ricordare, abbiamo avuto col
Braga, dove onestamente lì si poteva anche pareggiare oltre il 90esimo. Quella volta siamo stati un po' fortunati, questa volta un po' sfortunati, ma a noi piace sottolineare la prestazione, visto che siamo all'inizio della stagione e visto che abbiamo un nuovo allenatore, visto che dobbiamo trovare certezze nel modo in cui giochiamo e nel modo in cui affrontiamo certe squadre. Questa partita non era decisiva per il girone e quindi andiamo avanti con un po' più di fiducia, onestamente, perché poi questa cosa qui è una cosa interessante. In totale il Napoli registra 7 tiri in porta, che non è una cosa scontata, specialmente contro il Real Madrid. Osimhen ne fa 1 e registra 0,36 di XG. In totale facciamo 1,98 di XG, praticamente quasi tutti i gol che abbiamo fatto, perché ne facciamo 2, e facciamo il più alto numero di XG concesso in una gara dal Real Madrid quest'anno. Quindi siamo stati quelli che hanno creato più pericoli contro di loro. Non è un trofeo, non è una coppa, non ti porta 3 punti né punti di ranking, però se uno va a valutare la prestazione vuol dire che noi abbiamo fatto qualcosa di più di tutte le avversarie del Real Madrid. Non è male. Questo è il momento dell'intervista dove gli dicono hai segnato un gol, un assist. Con un assist a 28 anni sono grandi risultati. E il ragazzo dice: ma come 28 anni? Ne ho 20, mi hai appena aggiunto 8 anni della mia carriera. Non capisce che era una battuta, nel senso che dimostri già la maturità di un giocatore oramai seasoned, come si dice, stagionato, ma stagionato in senso buono. Ci riflettevo su questa cosa. Se dite seasoned in inglese non è un'accezione negativa, anzi è l'esperienza. Se invece dite stagionato in italiano è un pochino più non è ideale. Ma insomma, questo ragazzo è un crack e non capisce neanche le battute a suo favore. Che carino. L'analisi tattica ci porta qua, ma volevo prima, eccoci, farvi vedere un pochino le posizioni medie del Napoli con relativi dati sui giocatori. Situazione molto chiara da capire. Mi fa piacere vedere l'ampiezza che ti garantisce Kvara, mi fa piacere vedere un Politano che tiene tutta la linea, che aiuta anche in difesa e che ha messo in grande difficoltà Camavinga, quindi molto bene qui. Anghissà un po' a tutto campo, ovviamente come Lobotka un po' a tutto campo, ma secondo me hanno underperformato entrambi rispetto ai loro standard. Osimhen qui, buona la partita di Zielinski, bene anche l'apporto di Oliveira e anche di Di Lorenzo nonostante quell'errore. Mi sono piaciuti abbastanza entrambi i difensori, ma Nathan sta prendendo piede, sta prendendo forma anche come quello che inizia l'azione con più confidenza intendo fiducia nei propri mezzi, la sicurezza di se stesso, e anche dal body language, da come dice delle cose ai compagni, dice qua dovevi intervenire, sta cominciando ad avere voce in capitolo e i compagni se ne rendono conto e lo includono di più nella manovra. Molto molto bene. Come vedete Ancelotti scompagina e mischia sempre le carte. Il più avanzato risulta Vinicius, dietro, un pochino dietro Rodrigo, e questa posizione di Bellingham che poi gioca a tutto campo è veramente difficile da inquadrare, però si vede il 4, la linea 4 con i terzini abbastanza alti, perché loro ti devono garantire quell'ampiezza in attacco non avendo tu esterni d'attacco alti, e poi centrocampisti. Valverde, io qua devo fare mea culpa, dico non ha toccato un pallone, non è proprio vero, andiamolo a vedere. È un giocatore preziosissimo, è un giocatore che brilla di meno rispetto ai vari Tchouaméni, ai vari Kroos, ai vari Modric e allo stesso Bellingham, però fa un lavoro preziosissimo. E infatti andiamo a vedere velocemente, se andiamo a vedere le statistiche del Real Madrid e andiamo a vedere i tocchi, a parte i passaggi precisi, quelli riusciti, vedete le percentuali altissime di Tchouaméni, di Bellingham, di Toni Kroos, lo stesso Nacho, Rudiger, Valverde con 91%, quindi 44 tocchi, 44 gatti, e non ne sbaglia molti. Se andate a vedere i passaggi, nei tocchi Valverde è qui 77/1, Bellingham, Rudiger e Carvajal dalla difesa, Valverde è qui, quindi non è vero che non aveva toccato un pallone prima del gol. Sono quei giocatori un po' oscuri che comunque fanno un grande lavoro. Per quanto riguarda il Napoli, Nathan aumenta il suo coinvolgimento nella costruzione del gioco del Napoli, subito dopo Di Lorenzo, Lobotka e Oliveira, quindi vedete come sono coinvolti anche i terzini e devono arrivare ben oltre i 70 tocchi. Ostigard, molto coinvolto Kvara, più coinvolto del solito.
e poi a scendere Anghissà, Zielinski, Politano, eccetera eccetera. Sui duelli vedete che Kvara vince la metà dei duelli delle sfide che propone. Anghissà ti è venuto un pochino meno nei duelli, ne vince solo 4 su 13 sui duelli a terra. Duelli aerei non ne vince nessuno. È lì che è venuto un pochino meno il lavoro del centrocampista. E se andiamo a vedere poi i numeri spiccioli delle cose, abbiamo visto gli XG belli alti anche per il Napoli, 18 tiri a testa, 7 per il Napoli vanno in porta, 5 per loro, numero di passaggi molto simile. Insomma ragazzi, c'è stato un equilibrio pazzesco, sta partita doveva essere pareggiata sia su quello che sono i numeri che vediamo in campo, sia sulla sensazione generale. È proprio vero che i numeri non mentono. Quindi andiamo ai voti, facendo un recap velocissimo per giustificare questi voti su quelle che sono le situazioni in campo, quelle che sono state le situazioni in campo. Il tiro di Politano un pochino centrale da molto distante, parata di Meret su Rodrigo, ricordiamoci tutti, no, era centrale. Bellingham deviato da Olivera, Ostigard il gol, tiro di Zielinski deviato, gol di Vinicius, ancora Vinicius alto, Bellingham il gol, Vini alto, i Vini dolci, Osimhen parato quel colpo di testa, Politano ancora centrale. Nel secondo tempo abbiamo il rigore guadagnato da Osi, Kvara che tira sull'esterno della rete, Zielinski centrale, là fa una bella parata, è un po' centrale il tiro, gliela scarica a Kvara e Zielinski da fuori dall'area tira, però là fa un'altra bella parata a Kepa. Anghissà tira fuori da fuori, Meret para su Vinicius e poi Bellingham prova a ribadire di testa e la palla finisce fuori. Poi arriva il gol di Valverde e poi c'è un'occasione sul finalissimo di Ostigard non importantissima. Allora questo è quelli sono i macchinari. A Meret io do 5,5, non mi sento di dare meno di 5,5 né di dare onestamente la sufficienza piena, perché comunque hai preso 3 gol, non so cosa potevi fare su quello di Bellingham, forse su quello di Vinicius qualcosina proprio leggermente prima potevi allungare quel piede. Su Valverde idem, 5,5. 5 per Di Lorenzo, mi dispiace tantissimo, però quel suo errore è decisivo per rimettere in carreggiata il Real Madrid, senza il quale probabilmente l'avrebbero fatto più in là, non lo sappiamo, col seno di poi non si può sviluppare la partita. Purtroppo 5, poi va pure in crescendo, non si disunisce, non perde la calma e così siamo alle solite. È un giocatore, è un essere umano anche lui, se deve giocare 50.000 partite senza mai rifiatare nel Napoli, in Europa, a Coppa Italia, a nazionale, ovviamente arriva il momento ti si appanna la vista e non fai la scelta più logica. Non è colpa sua, facciamo giocare un pochino anche Zanoli. Ostigard 6 perché voglio dare 6,5 a Nathan, perché non voglio dare 7 a una squadra che comunque ha perso. Cercate di capire, i voti sono un pochino bassi nonostante io sia contento delle prestazioni. 6 Ostigard perché segna, perché ci dimostra coraggio come difensore, proprio come fase difensiva. Probabilmente può fare qualcosa di più. Erano cose difficili con questi avversari. Do 6 a Ostigard e 6,5 a Nathan per dimostrare che Nathan mi sembra ancora più in potenziale, in crescita e può diventare veramente inamovibile. La coppia del futuro per me alla fine diventerà Rachmani-Nathan in un futuro breve. 6 per Olivera, non mi è dispiaciuto. Il caso Mario Rui non ci dovrebbe essere, ma impazza perché ovviamente il procuratore parla perché è chiaro, perché adesso hai Politano che adesso è da considerare titolare inamovibile, non hai più il dualismo con Lozano, però adesso c'è il problema di Mario Rui che non è più titolare inamovibile e Olivera solamente così, e allora parla come si permette Garcia, ce lo doveva dire prima. Ti devi stare, esistono i giocatori che possono partire pure dalla panchina. Tu vai pure in breve che Gaetano non è Bellingham e quindi Gaetano essendo in una squadra italiana è il giovane di prospettiva, non lo fanno giocare. Magari avremmo fatto giocare Gaetano, diventava forte come Belli, non lo possiamo mai sapere. Di conseguenza abbassare i toni tutti i procuratori, non parlo solo con lui, e fateci lavorare, perché devono esiste il momento in cui il tuo assistito va in panchina e non può essere che vieni telefonato, perché poi sì, loro parlano, ma voi li telefonate però, voi li telefonate una continuazione, quindi siete voi che li telefonate in una continuazione che permettete che loro parlino. 6 per Olivera, non mi è dispiaciuto, non ha fatto grandissime cose. 5 a chissà per i motivi di cui sopra. 6 Lobotka, alla fine
bene, avete visto anche con i numeri, percentuali di precisione altissime, però secondo me ha underperformato rispetto ai suoi standard, difficilissimo contro questi avversari. 6,5 Zielinski perché comunque disegna sempre gioco e lega bene i reparti, il gol è bellissimo, il rigore è bellissimo. 6 a Kvara, in crescendo, non ha sbagliato la partita, però non è stato decisivo. 5,5 Simen, con lo scontro con Rudiger onestamente lo perde, avrebbe potuto cercare altre zone dove essere pericoloso, peccato per quel colpo di testa. 6,5 Politano, che invece quella fascia ha dettato legge, ha messo in grande difficoltà Camavinga, facendolo anche ammonire e quindi costringendo poi al cambio Ancelotti. Nel secondo tempo entreranno Elmas proprio al posto di Politano, che comincerà qui e poi finirà anche centrocampista. Entrerà Raspadori al posto di Zielinski. Io la sostituzione di Elmas Politano l'avevo capita, perché nel frattempo era entrato Mendy. La doppia sostituzione con 2 slot invece non la capisco, e infatti questo poi ti costringe a fare il terzo slot di sostituzioni con 3 giocatori insieme, però troppo tardi, perché ovviamente hai paura che ti si infortuni a uno, ti sei giocato le cose e finisci in 10 uomini. Di conseguenza poi entreranno Cajuste al posto di Lobo, Simeone al posto di Anghissà e Mario Rui al posto di Olivera, con una situazione ovviamente di doppia punta, con Cajuste, Elmas praticamente penso che Elmas fosse alla fine a sinistra, Kvara qui e un Raspadori qui. Si può anche pensare che fosse un dietropunta Kvara con Di Lorenzo un po' più avanzato. Ovviamente cambia poco, eravamo proprio agli ultimi minuti, entrano all'88esimo, non c'è manco il tempo di sviluppare la posizione media per quanti pochi palloni poi toccano, e quindi purtroppo non si può essere decisivi in così poco tempo. Quindi un po' tardivo quello. Capisco gli altri cambi, un Napoli che non dispiace onestamente, che resta in partita, che non si disunisce, non prende imbarcate. Si poteva fare qualcosa di più? Probabilmente sì, però compenetriamoci con gli avversari e col fatto che la Champions è una competizione dove noi facciamo spesso bella figura, ma non siamo poi abituati a vincere. La storia parla di 3-1, 3-1, 3-1, 3-1 contro il Real Madrid, una continuazione. Almeno abbiamo fatto 3-2, siamo in leggero miglioramento. Alla prossima partita vediamo almeno di pareggiarla. Da New York credo che Valerio Fluido sia tutto, perché poi Rudy Garcia dice è sempre difficile perdere, quindi non era proprio contento al 100%, il che è buono, perché deve passare. Non voglio che abbiamo perso a testa alta, tutto a posto. No, parliamone e cerchiamo di utilizzare questa sconfitta per essere più convinti e più cattivi la prossima volta. Però è una sconfitta che secondo me non ti manda in crisi, ecco, non ti manda in crisi, non dice mamma mia siamo diventati proprio scarsi, non possiamo proprio confrontarci con questi campioni. Possiamo confrontarci, abbiamo dimostrato che possiamo confrontarci. E Garcia dice non dovevamo aprirci subito dopo l'1-1, cioè abbiamo avuto un pochino troppo di la fretta di andare subito a pressare alto e si è creato qualche voragine, quindi secondo me l'ha letta bene Garcia, al di là di quello che aveva detto. Sì, ho messo Elmas perché Camavinga era ammonito. Camavinga era già uscito, ma queste sono cose che notiamo noi come community. Da New York, l'ho detto già, lasciate i like finali. Domani ci sarà il recap della Serie A per capire come si arriva alla partita con la Fiorentina, che entriamo subito, non c'è tempo da perdere. Dai, i like, iscrivetevi al canale, i like, che ci divertiamo moltissimo anche nelle difficoltà.